Ogni anno in Veneto vengono raccolte tonnellate di rifiuti organici. Questi vengono poi portati in appositi impianti di compostaggio, ma vediamo nel dettaglio le procedure e il servizio. Siamo a Este in uno dei più grandi impianti di compostaggio del Veneto e siamo venuti a vedere come si recupera l'organico delle raccolte differenziate. Dove ci troviamo? Sì, buongiorno, oggi ci troviamo all'impianto di compostaggio Sesa ad Este in provincia di Padova. È uno dei 18 impianti di compostaggio presenti nella nostra regione e da anni i cittadini veneti sono impegnati nella raccolta differenziata e in modo particolare nella separazione secco-umido, al punto che nel 2009, secondo i dati, sono state raccolte separatamente 590.000 tonnellate di rifiuto organico, comprendente quindi forsu, scarti da cucina e verde. Tutto questo rifiuto prodotto in Veneto viene autonomamente gestito dai 18 impianti di compostaggio presenti all'interno della regione. Oltre a questi 18 impianti di medie e grandi dimensioni, un'altra cinquantina di impianti più piccoli trattano il verde, ulteriore verde. Che cosa succede in questo impianto? All'interno dell'impianto viene condotto il processo di compostaggio. Di per sé il compostaggio è un processo spontaneo, noto al più dei cittadini perché viene più volte anche praticato a livello domestico. Avviene concretamente l'ossidazione del materiale organico ad opera di microrganismi che sono spontaneamente presenti nell'ambiente. All'interno però di questo impianto, in situazione controllata all'interno di celle, avvengono le fasi di biossidazione e di maturazione che sono necessarie all'ottenimento del compost. Il compost è un fertilizzante liberamente impiegato in agricoltura e noto per le sue proprietà di ammendante. All'interno dell'impianto, una volta che vengono qui conferiti forsu, cioè scarti da cucina, e verde, quindi sfalci di potature, ramaglie, questi due ingressi vengono miscelati in opportune percentuali ed avviati al processo. Ci spiega che cos'è il compost e come viene utilizzato? Il compost ottenuto da matrici organiche selezionate è un ammendante liberamente impiegato in agricoltura, in orticoltura, frutticoltura, ripristini ambientali e aree a verde. Quale contributo può dare il cittadino a tutto questo? È importante l'aiuto del cittadino nella fase di differenziazione. È importante che il cittadino, nel momento in cui va a separare l'organico prodotto in casa, presti attenzione a non conferire insieme alla forsu, all'umido da cucina e al verde frazioni estranee come potrebbero essere metalli, plastiche, che a fine del processo di compostaggio devono essere separate aumentando i costi di gestione sostenuti dall'impianto e quindi a cascata sostenuti anche direttamente dal cittadino. Una maggiore attenzione da parte del cittadino nella fase di differenziazione è indispensabile per abbattere questo tipo di costi e quindi anche per ridurre la tariffa dei rifiuti. Come vedete è appena arrivato un carico di umido proveniente da raccolta differenziata e questo è quello che a volte si trova all'interno. Evidentemente oltre all'umido, agli scarti da cucina sono state conferite plastiche e materiali estranei che alla fine del processo si ritroveranno e dovranno essere separati con costi aggiuntivi. Qui invece ci troviamo nella sezione di digestione anaerobica dove a partire dalla medesima matrice in ingresso, vale a dire l'umido ed il verde, viene prodotto biogas mediante un processo di digestione anaerobica e successivamente il biogas viene impiegato sia per la produzione di energia elettrica che di calore impiegato per il teleriscaldamento.